In Veneto si torna a produrre ma si licenzia. Nel trimestre aprile-giugno di quest'anno la produzione è aumentata sia nella piccola che nella media industria. Nel Vicentino, per esempio, si registra il quarto trimestre consecutivo con il segno più 1,5% per la grande industria, più 4,3% nelle aziende fino a 9 addetti. A attirare è l'export. L'export funziona, il mercato interno è bloccato, salvo qualche particolarità, ma fin tanto che non si sblocca il mercato interno non c'è spazio. Tra aprile e giugno più 2,1% di produzione anche nel Padovano rispetto allo stesso trimestre del 2013. Confindustria ha sondato 330 aziende manifatturiere della provincia. Emerge un recupero lento ma discontinuo e, rileva il presidente Francesco Pavin, la ripresa ancora non si vede. Fermo al palo c'è ancora tutto il settore dell'edilizia e tutto il comparto casa, quindi impiantistica, falegnameria, tutto ciò che gira attorno. E un po' di ripresa c'è sull'agroalimentare, un po' sul manufatturiero inteso meccanica e anche abbigliamento. Rimane il fatto che se non gira, ripeto, il mercato interno non c'è spazio. Insieme a questi segni moderatamente positivi si registrano i dati negativi sull'occupazione. Nel primo semestre di quest'anno in Veneto 700 aziende contro le 794 del 2013 hanno sottoscritto con le parti sociali le procedure di crisi. Sono diminuite anche le ore di cassa integrazione ordinaria e quella di cassa in deroga, ma sono aumentate le aziende che hanno attivato licenziamenti collettivi. Tra gennaio e maggio 2014 sono state 728 contro le 640 dello stesso periodo del 2013. I lavoratori coinvolti 5.735 contro i 5.182 del 2013. I sindacati lo dicono da mesi, il governo deve finanziare la cassa integrazione ordinaria e quella in deroga gestita dalle regioni. Nell'ultimo incontro di mercoledì scorso, ha spiegato l'assessore veneto al lavoro Elena Donazzan, il ministro Poletti ci ha informato che l'annunciato decreto sulla copertura della cassa in deroga è ancora allo studio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E quale sarà allora la prospettiva dopo le ferie? Viviamo anche di percezioni. Le percezioni che abbiamo non sono positive. Se solo la fiducia dovesse riprendere un po', ripartiamo.